Uccisa a coltellate, il corpo senza vita ritrovato nel giardino dell'abitazione della mamma con cui viveva da qualche tempo. Sara Burattin, 41 anni, di Bovolenta, è stata uccisa nella tarda mattinata di oggi. La scoperta del suo corpo esanime è stata fatta proprio dalla mamma, che ha accusato un malore alla vista del corpo straziato della figlia. L'abitazione dove è avvenuto l'omicidio si trova in Viale Italia, a Bovolenta, a pochi passi dalla stazione dei Carabinieri, che sono intervenuti subito insieme ai medici del 118, ma la donna era già priva di vita. Sul posto il pubblico ministero, il medico legale. Secondo le prime informazioni, la 41enne, che lavorava come assistente in uno studio dentistico, sarebbe stata accoltellata. Al momento risulta irritracciabile il marito. Sara Burattin ha una figlia di 12 anni. Lo shock in paese, a Bovolenta, un piccolo comune dove tutti si conoscono. Sono qua perché spero di vedere la Maria. Che è la mamma? Sì. Non conosceva la ragazza? Sì, è stata a scuola con mia figlia. È una famiglia ad hoc.